Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta grazie alle immagini di Francesca Assini dal comunale su Pruineddu di Perdas de Fogu per la gara tra il Perdas de Fogu e il Pirri, valida per la 19ª giornata del Girone A del campionato di prima categoria. Girone A che vede al comando proprio il Calcio Pirri con 40 punti conquistati nelle prime 18 partite, 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Uno di questi 4 pareggi è arrivato nel match d'andata contro il Perdas de Fogu, che invece è 11° con 19 punti in piena zona playout. In questo momento giocherebbe il playout con l'Atletico Lozzarai, ma la classifica è molto corta, 3 punti dalla zona salvezza diretta, ed è reduce dal 3-0 con l'Atletico Lozzarai, terza sconfitta consecutiva, incassando almeno 3 gol per la formazione padrona di casa, che schiera in campo oggi Salvatore Mereo tra i pali, Andrea Boia, Amedeo Deiana, Cristian Cannas, Mattia Vinci, Antonello Cabizza, Roberto Monni, Francesco Marci, Emanuele Carta, Fabio Lai e Flavio Mauro Lai. Questi i primi 11 scelti da mister Alfredo Pappalardo. Risponde il Pirri con Antonio Grosso tra i pali, Marco Murgia, Edoardo Serra, Ruda, Antonello Licciardò, Francesco Meloni, Alessio Lai, Matteo Pandori, Federico Corda, Buba Darbo, Manrico Porceddu e Daniel Schirru. Queste invece le scelte di mister Paolo Busanca per questa trasferta per Perdas de Fogu. È tutto pronto, arbitro della partita Mattia Capotosto della sezione di Oristano, squadre già disposte in campo e inizia Perdas de Fogu Pirri con il primo pallone giocato dalla squadra ospite, completo blu, rosso-blu per il Pirri, bianco-celeste invece per il Perdas de Fogu, padrone di casa, che prova subito a mettere un po' di pressione sul giro palla del Pirri, che invece è lanciatissimo in classifica. Diciamo primo posto, reduce dal 4-2 sul Cannonau Ierzu Picchi, della terza vittoria consecutiva, segnando almeno 4 gol, meglio segnando 4 gol, visto che nelle due precedenti 4-1 al Cardedu e 4-2 a Ulassai, dopo il 2-2 con la Maonese che ha vinto ieri l'anticipo di questo girone di prima categoria, accorciando sul -2 rispetto al Pirri, che può tornare però sul +5 in caso di vittoria oggi. D'altra parte invece è andata bene la vittoria della Monese di ieri, ha battuto 7-2 il Castor 1977, vittoria che è andata bene al Perdas de Fogu, visto che il Castor è rimasto dietro in classifica. A questo punto c'è la possibilità invece per il Perdas de Fogu di allungare sulla zona rossa, eventualmente anche avvicinare salvezza diretta in una classifica che, come abbiamo detto in apertura, è molto corta. Pirri ancora ad impostare con Meloni che prova a verticalizzare, Darbo la lascia passare per premiare la corsa di Licciardò, in netto però anticipo Monni che protegge la rimessa laterale. Laterale giocata lunga, colpo di testa proprio di Licciardò, guadagna qualche metro il Perdas de Fogu. Prova a passare sempre sulla corsia di sinistra la formazione di casa, continua a guadagnare metri con queste rimesse laterali, anche se adesso la battuta con le mani è per il Pirri, con Murgia che va a lungo alla ricerca di Licciardò, colpo di testa di Vinci, si resta lì a centrocampo con Murgia che deve resistere alla pressione portata da Flavio Lai, allontana il pallone fuori dal recinto di gioco, la difesa del Pirri. Per restare in proiezione offensiva allora il Perdas de Fogu, si aveva perso il pallone concedendo con la rimessa laterale, ma con il pressing messo in difficoltà
il Pirri che non riesce ad uscire, attenzione al rimbalzo, deve allontanare con questo colpo di testa Alessio Lai, Enrico Porceddu, l'appoggio dietro, poi in avanti per Darbo che la gestisce, contatto falloso, calcio di punizione in favore del Pirri, adesso può tornare a farsi vedere nella metà campo avversaria, vuole però passare dal giro palla, la formazione allenata da Paolo Busanca, sviluppare il gioco sulla destra, poi si passa dalle parti di Corda, cambia tutto dove c'è Serraruda, c'è il controllo del terzino sinistro del Pirri che si appoggia dietro con un retropassaggio per Lai che si deve impegnare per arrivarci, ma non c'è nessuno del Perdas de Vogo a metterli in pressione. Altra palla in verticale con la giocata di Schirru, il ripallo favorisce Darbo che prova a lanciarsi in un'azione personale sulla sinistra, viene fermato, la gestisce con Antonello Cabizza il Perdas de Vogo, poi c'è il lancio lungo alla ricerca di Flavio Lai, Corda a gestirla sulla pressione di Cabizza, si torna dietro da Grosso, posta allora il portiere del Pirri, Corda verticale per Enrico Porceddu, vuole premiare la corsa di Licciardo che arrivava qualche metro indietro, palla che scorre ancora in rimessa laterale. Arriva un altro pallone dalla panchina per accelerare un po' i tempi di questa rimessa in favore del Perdas de Vogo, che è andata a pareggio 1-1 sul campo del Pirri. Darbo e Mameli, due marcatori, Darbo per il Pirri, Mameli per il Perdas de Vogo. Qui cerca l'aggancio con il tacco, si torna dietro il lancio per Cabizza, allontana la difesa del Pirri che però non riesce a ripartire, la gestisce Cannas in verticale dalle parti di Carta, poi finisce a terra su questo contrasto Flavio Lai, poi arriva l'interruzione da parte dell'arbitro che va a riprendere la panchina per le proteste, non tanto per quanto riguarda l'allenatore, ma più che altro per le riserve, stanno facendo sentire. Si può adesso ripartire con la rimessa di Serraruda, la palla alzata da parte di Pandori, prova ancora a passare sulla sinistra il Pirri, allontana il pericolo per Perdas de Vogo con Cabizza che prova ad agganciare. Grande spirito di sacrificio da parte di Flavio Lai che poi prova a lanciare Cabizza, la recupera il Pirri ma Corda la riperde sull'ottima pressione portata da Boi, ancora ad insistere sulla destra il Perdas de Vogo, arriva il fischio che va a premiare la squadra di casa con questo calcio di punizione. Sarà Francesco Marci a battere questo calcio di punizione col mancino a rientrare basso, palla che però non arriva neanche in area di rigore. Corda può provare a lanciare il contropiede, c'è Schirru, può solo andare a mettere un po' di pressione a un Perdas de Vogo che si accontenta di questa rimessa laterale che andrà a battere Cannas. Palla alzata dalle parti di Lai, scende la pioggia adesso a Perdas de Vogo, palla troppo larga per Marci, il pallone che scorre in rimessa laterale. Lai per Corda,
Ecco, Porcedo si è allargato sulla sinistra, prova a far correre Schirru, avanza il classe 2005, duello con Deiana, lo chiude in calcio d'angolo. Il primo corner della partita in favore del Pirri, la battuta affidata al piede di Federico Corda. A rientrare i saltatori in area di rigore, palla sul secondo palo, colpo di testa, poteva essere pericoloso, palla però allontanata. C'è Serraruda su questo pallone, insiste allora sulla destra il Pirri, parte un altro cross buono forse per Darbo, scavalcato, c'è ancora Corda rimasto in zona dopo aver battuto il precedente calcio d'angolo. Palla a rimorchio nuovamente per Serraruda, tornato prontamente in posizione. È un 1 contro 2, si appoggia nuovamente dalle parti di Corda. La finta, prova ad andare sul fondo, poi con il destro cerca una deviazione per conquistare il calcio d'angolo. Deviazione che trova il regista. È distinte. Altro corner, altra opportunità dalla bandierina per quanto riguarda il Pirri. Palla al centro dell'area stavolta con Meloni che era lì, arriva Serraruda al limite sinistro, rimpallato Meloni, ci prova Schirru, il muro biancoceleste del Perdas de Vogu a negare la conclusione pulita al classe 2005. Poi alla fine il pallone che scorre in rimessa laterale. Palla alzata dalle parti di Lai, prova a partire a testa bassa Flavio Mauro Lai, grande accelerazione, entra in area di rigore, c'è l'intervento di Alessio Lai che non basta, la mette poi in mezzo, ma dopo essersi portato fuori il pallone, allora rinvio dal fondo che è già battuto grosso, gioco che però viene fermato perché l'arbitro va a riprendere i giocatori in campo, può ripartire con il rinvio dal fondo giocato per Corda da parte di Antonio Grosso, porta ancora palla il regista del Pirri, prova il tocco in verticale, palla sporcata diventa utile per Schirru, poi Pandori vuole il cambio gioco per Licciardo, palla che però non arriva al numero 4. Messa laterale giocata lunga, palla che scorre direttamente tra i piedi di Corda. Murgia, rimpallo che favorisce Lai, adesso prova a far correre Cavizza, deve uscire Grosso. Il pallone arriva dalle parti di Corda, poi allarga nuovamente sulla destra per Licciardo, viene in mezzo al campo, prova a servire sulla corsa d'Arbo, c'è la chiusura di Boi. Ancora Andrea Boi ad insistere, palla dalle parti di Serraruda che la alza, la deve mettere giù Pandori che si appoggia nuovamente al suo terzino. Serraruda col mancino, prova a far correre Schirru, arriva la chiusura di Vinci, c'è un altro calcio d'angolo, il terzo della partita per il calcio Pirri. Può provare a sfruttare opportunità da palla inattiva, quello che fino a ieri era il miglior attacco del campionato. 7 gol della Maunese al Castor in 1977 hanno un po' cambiato la classifica dei gol segnati. Sul secondo palo il traversone, deviazione da parte di Deiana, rimessa laterale per il Pirri, già battuta con Murgia che torna da Licciardo, non c'è spazio per il cross del numero 4, ci prova Murgia, palla che arriva al limite dell'area, la lontana Canna, si insiste ancora il Pirri, il rimpallo può diventare buono per Darbo, esce Salvatore Mereu, la blocca a terra. Giocata lunga dal portiere del Perdas de Vogu che si spegne direttamente in rimessa laterale.
ad insistere sulla sinistra il Perdas Defogu con l'iniziativa di Marci, il cross, il colpo di testa di Alessio Lai. Primo calcio d'angolo per il Perdas Defogu, prova a farsi vedere lì in avanti, adesso anche la squadra di casa. Buon avvio, marca Pirri, ma anche abbastanza inevitabile. Perdas Defogu però c'è in campo. Adesso a questa opportunità la bandierina. Cross sul secondo palo con l'intervento di Monni, colpo di testa, poi non riesce a tenerla in campo il numero 8, rimessa laterale in favore del Pirri, ma resta lì alto il Perdas Defogu a pressare. Alessio Lai, palla che arriva dalle parti di Cannas, colpo di testa, concedere un'altra rimessa, si deve abbassare allora di qualche metro il baricentro del Perdas Defogu, che però è sempre lì alto a portare pressione. Palla interessante questa per Schirru, che però non ci arriva. Bravo invece Mereu a tenerla in campo. Il lancio di Mereu, Meloni di testa, palla che può essere buona per Pandori, che si riappoggia a corda, tutto di prima il Pirri. Schirru la lascia ribalzare di testa, torna da corda, stavolta la controlla il regista della formazione ospite. Il lancio per Darboe, la posizione regolare in area di rigore, la sterzata di Darboe, la mette a rimorchio per Licciardo con il destro, palla rimpallata, poi ci prova Schirru sul fondo. La prima occasione per il Pirri, questo lancio per Darboe. L'arbitro che va a riprendere la panchina, si lamentava di un eventuale fuorigioco sul lancio per Darboe. Rinvio lungo di Mereu, spizzata buona di Vinci, poi non riesce a tenerla lì Cabizza. Allora può provare a ripartire Pandori, contrasto duro sul pallone questo di Vinci, avanza ancora il centrocampista del Perdas Defogu, che guadagna la rimessa laterale. Con le mani Cannas lungolinea, li chiamano i compagni, la chiude però il Pirri, poi tocco di Vinci, la ricerca forse anche della deviazione per guadagnare un altro angolo. Deviazione che non c'è, rinvio dal fondo per Grosso. Murgia, Darboe, svaria molto il numero 9, qui una finta, viene chiuso, palla che arriva dalle parti di Meloni, si appoggia da Lai, tocco in verticale, intercettato da Cabizza, ancora Meloni, trova corda, l'apertura per Licciardo, trovato corda tra le linee. Col sinistro, apre tutto per Marico Porcedo, sovrapposizione di Serraruda, ha cercato Schirru, però non riesce a controllare questo pallone, non riesce neanche ad avvicinarsi, palla allontanata dove c'è Alessio Lai, tocco in verticale per Schirru, forse non ci crede abbastanza, palla che scorre dalle parti di Mereu, prova a guadagnare più secondi possibile. La chiusura di testa di Lai sulla seconda palla, arriva Carta, insiste il numero 15, fermato da Pandori, che non la tocca, difende bene il rinvio dal fondo, nonostante qualche protesta da parte dei giocatori di casa.
Serraruda. Marico Porceddu scambia nuovamente con Serraruda che è venuto in mezzo al campo a giocarla e poi cercava Darbo che non ha agganciato palla allontanata con Grosso che può controllarla con le mani. Ricciardo cerca il tocco in verticale, palla che non passa con il Perdas de Vogu ad insistere. Può essere interessante questa per Cabizza, né lui né lei arrivano sul pallone. Può ripartire da Pandori, poi da Licciardo il Pirri alla ricerca di Darbo che parte largo sulla destra, l'accelerata la mette a rimorchio per Marico Porceddu, destro vincente del capitano del calcio Pirri che sblocca il match dopo neanche 20 minuti a Perdas de Vogu. Passa avanti il Pirri con una grande azione di Buba Darbo. Tutto fin troppo facile per Marico Porceddu segnare il gol dell'1-0. Applausi per il capitano, miglior marcatore del Pirri. Sarà a quota 14 con questa rete. Ripartire allora il Perdas de Vogu sta comunque lottando contro la capolista del girone A, chiamata a rispondere formazione di mister Polo Musanca alla vittoria ieri della Baunese. Qui intervento duro e anche il cartellino giallo per Fabio Lai, primo ammonito del match. Corda guadagna campo, trova Licciardo, appoggio dietro nuovamente da Corda. Porceddu si appoggia dietro da Meloni. Lai larga per Serraruda, guadagna campo il numero 3 Schirru, la deve controllare e resistere alla pressione. Pressione fallosa di calcio di punizione per il Pirri. Zona interessante per cercare un cross, per andare anche eventualmente direttamente in porta. Sarà proprio Marico Porceddu battere questa punizione. Capitano del Pirri, autore del gol, sta decidendo fin qui la sfida. Palla bassa, letta bene però dalla difesa. Palla recuperata con Cabizza che non riesce a proseguire la corsa. C'è la rimessa laterale comunque per il Perdas de Vogu. La chiusura con il colpo di testa da parte di Pandori. Schirru fermato, palla intercettata da Corda che la alza per Pandori. Altro fallo di Cristian Corso. Volta decisamente più indietro rispetto alla punizione battuta in precedenza da Porceddu. Carica della battuta Alessio Lai. Licciardo per Corda, 1-2 con Licciardo che entra in area di rigore, se la allunga troppo ma riesce ancora a resistere. Poi arriva il ritorno da parte di Fabio Lai, palla allontanata direttamente in rimessa laterale per il Pirri.
Lai scambia con Corda, ancora Lai. In verticale per Pandori, controllo così ma di testa riesce ad andare da Marico Porcedo, che poi vuole premiare il taglio di Schirru, il rimpallo con l'ultimo a toccare che è stato il numero 11 sul tocco di Deiana alla uscita sul fondo secondo l'arbitro. Allora si riparte con il rinvio per Salvatore Mereu. Colpo di testa di Lai, palla che resta lì con l'intervento falloso su Flavio Lai. Punizione battuta velocemente dal Perdas de Fogo, ma c'era fuori gioco. Provato a sorprendere la difesa del Pirri, ma l'offside non ha premiato la scelta della squadra di casa. Alessio Lai gestire lancio di Meloni per la corsa di Darbo, palla troppo lunga però anche per il numero 9. Parte un po' più defilato sulla destra. Lo schieramento mister Busanca, proprio da lì scappato via in velocità, ha messo dentro l'assist per Marico Porcedo, che adesso prova a lottare su questo pallone. C'è la chiusura di Monni, ancora a lottare il capitano del Perdas de Fogo, l'ha recuperata Schirru, prova ad andarsene il numero 11, c'è la chiusura però di Cannas, poi intervento falloso da parte di Pandori. Mereu al rinvio lungo, la allontanata, non riesce però a ripartire Schirru, insiste con Cannas e Perdas de Fogo, Cabizza mette pressione. Questa rimessa laterale, Cannas, rimessa laterale lunga, poi testa è buono per Cabizza, però con il destro non inquadra la porta. Buona però la spizzata parte di Andrea Boi. Non riesce il Pirri ad avanzare sulla sinistra con Serraruda. Cannas, chiusura di Pandori, altra rimessa. Cannas, palla lunga alla ricerca ancora di un colpo di testa di Boi. Chiusura del difesa del Pirri. Si riparte, ma c'era uno degli assistenti di linea, assistenti dell'arbitro, stava andando a recuperare uno dei due palloni, uno era finito in campo mentre Cannas stava battendo la rimessa laterale. Si riparte con il Perdas de Fogo che continua a guadagnare metri, adesso però sembra, anzi è Flavio Maurolai a volersi incaricare la rimessa laterale lunga, cross con le mani del numero 19, la ricerca dei saltatori, palla allontanata con Darbo che trova il corridoio per servire Porcedo con l'esterno per la corsa nuovamente di Darbo, fermato forse più dal campo che dal giocatore del Perdas de Fogo. C'è il fallo su Darbo ma solo in un secondo momento, sono le proteste forse per un'eventuale simulazione.
Anche parole tra le panchine. Sta incattivendo senza motivo la partita, e qui una pallonata. Rosso per Flavio Maurolai. Cosa ha fatto? Pallonata in faccia a Darboe, senza senso, senza motivo. Lascia i suoi 10 al 28esimo. Ha visto tutto l'arbitro. Darboe a terra. Perdas de Vogu sotto di un gol adesso, anche in inferiorità numerica. Dicevamo, partita che si stava incattivendo senza motivo. Adesso è arrivato addirittura il cartellino rosso per questa pallonata di Flavio Maurolai ai danni di Darboe. Bravo Buba! È per la pallonata, vero? Adesso soccorsi per Buba Darboe. Era partito in contropiede proprio sul lancio di Marico Porceddu. Finito a terra, sembrava più essere inciampato che un contatto. È arrivata qualche protesta sia da parte del Pirri, che voleva giustamente eventualmente un calcio di punizione, sia per il Perdas de Vogu, che avrebbe invece voluto una simulazione. Poi su proseguire dell'azione è arrivato un altro contatto, è arrivato il fallo su Darboe, poi a gioco fermo, mentre le panchine stavano un po' provocando a vicenda. Pallonata di Flavio Maurolai sul volto di Darboe, che può restare in campo anche dopo il soccorso della panchina, visto che c'è stato il cartellino rosso. Esce Darboe, ma può restare in campo per il momento, però torna in zona panchina. Allora resta momentaneamente in 10 anche il Pirri con la battuta di questo calcio di punizione. Porceddu col sinistro, palla alta. Aspetta l'ok per rientrare, non sarebbe neanche dovuto uscire. Arriva l'ok per rientrare. Vieni Anto! Edo, sono 10, destra sinistra deve fare la palla, destra sinistra e svengono, dai. Corda. Si appoggia Licciardo, palla allargata per Murgia, adesso prova a sfruttare anche la superiorità numerica. Il Pirri, Pandori, tanto spazio. Serraruda. Rigira! Appoggio dietro per Lai. Pandori. Palla nuovamente allargata per Serraruda. Il cross a ricerca dei saltatori, colpo di tacco di Licciardo. Poi il colpo di testa di Marci, c'è il fallo, parte di Boi, calcio di punizione a metà campo per il Pirri, è segnata via abbondantemente la prima mezz'ora di gioco. Lai si sgancia in centrale, palla allargata per Serraruda, c'è la chiusura. Cross tagliato di Corda, colpo di testa, parte di Monni, poi Cannas, palla allontanata e che non esce. Lai che si sgancia, regala palla però a Vinci, ancora Vinci a lottare su questo pallone con Lai. Darboe prova ad accentrarsi, Darboe, arriva il contrasto, palla poi lunga con Meloni che protegge l'uscita di Antonio Grosso. Adesso è lui che aspetta qualche secondo, aspetta la pressione, in questo caso di Cabizza. Ferimento offensivo adesso, dopo l'espulsione di Flavio Lai.
Murgia, Meloni, Licciardo, appoggia nuovamente a Meloni, larga per Lai, ha spazio, preferisce verticalizzare per Serraruda, l'appoggio per Darbo, cerca il dribbling, palla che esce, rimessa laterale a favore degli ospiti, controlla Corda, scambio con Porceddu, Corda trova il corridoio per Licciardo, palla leggermente lunga, non la controlla neanche Schirru, che adesso ha cambiato fascia d'azione per essersi invertito con Darbo. Corda, Licciardo non riesce a controllare, arriva l'intervento di Murgia, Schirru, palla che esce, rimessa per il Pirri. Schirru se ne va sulla destra, attenzione al pallone messo in mezzo, facile però la presa di Mereu, visto che l'aria era comunque vuota. Lancio lungo, Meloni la legge, sulla seconda palla c'è Marci, può provare ad insistere, numero 14. Messa laterale lunga, la ricerca dei saltatori, la recupera però il calcio Pirri che può provare a distendere il contropiede con Pandori che allarga per Porceddu, viene dentro il campo il capitano, aspetta rinforzi, c'è l'appoggio di Lai, non forza l'azione, non forza la transizione il calcio Pirri, ancora Lai dietro per Meloni, senza pressione ovviamente adesso i portatori di palla del Pirri con il colpo di tacco adesso di Darbo, palla che arriva in qualche modo a Licciardo, va dentro da Schirru, ancora Licciardo ad insistere, palla che resta lì, il controllo con il petto del numero 4, prova Cannas ad allontanare il pallone, c'è stata una deviazione, si riparte con il rinvio dal fondo. Rinvio lungo di Mereu, Meloni di testa, riesce a trovare Darbo, l'appoggio sempre di testa per Licciardo, adesso si va con i piedi, ancora Darbo, Licciardo, cercato Pandori, riesce ad intervenire il numero 7, si lotta ancora lì in mezzo al campo, poi l'intervento falloso. Lai, palla che scorre dalle parti di Cabizza, Corda, Schirru, Darbo prova a girarsi sulla pressione di Monni, l'ha recuperata però il Perdas de Vogo, si appoggia a Fabio Lai, palla allargata dove c'è Carta, Cannas mezzo al campo a giocarla, possesso del Perdas de Vogo con Licciardo che va a commettere fallo su Andrea Boi, c'è di punizione per i padroni di casa, può provare a far salire i saltatori con Mereu addirittura che va a calciare, portiere del Perdas de Vogo, vuole la palla dentro, mister Pappalardo, un po' di esitazione, Mereu la scodella in mezzo, buona anche la palla messa dentro dal portiere del Perdas de Vogo. Alla fine guadagna anche il calcio d'angolo, squadra di casa, secondo della sua partita,
partita che si è inevitabilmente complicata tra gol subito e cartellino rosso. Con il sinistro sul primo palo c'è la chiusura attenta di Marco Murgia. Cerca il colpo di tacco Boe, palla alzata dove può provare ad intervenire di testa Deiana. Porceddu poi di prima, che lancio per Darboe che è più veloce di tutti. Il controllo con la testa, entra in area di rigore, Darboe si divora il 2-0. Grande occasione questa per Buba Darboe sul lancio di Marco Porceddu, che ha provato a rendere il favore. Ha servito l'assist per il vantaggio del Pirri, proprio Marco Porceddu, che aveva lanciato in porta Darboe. Ancora palla tra i piedi del capitano del Pirri, fa correre Pandori sulla sinistra, pressione di Carta, raddoppio di Cannas, l'ha recuperata il Perdas de Vogo che prova ad avanzare. Porceddu, palla in verticale, intercettata facilmente da Meloni. Corda, larga tutto. Murgia, palla un po' imprecisa questa per Corda, riesce comunque a intervenire il regista del Pirri, poi Pandori e Alessio Lai. Ancora Pandori. Allarga dalle parti di Serraruda, si torna da Pandori, cross col mancino che pesca Darboe, larghissimo sul lato opposto, può provare a puntare Buba Darboe, fermato da Boe. Alla in verticale di Licciardo, geniale per Murgia che prova ad andare a rimorchio. Si resta lì con la rimessa laterale di Murgia. Cross di prima intenzione di Corda, palla troppo lunga per tutti. Poi c'è il lancio per Cabizza, colpo di testa in chiusura di Lai. C'è spazio per Serraruda, può intervenire senza problemi. Porceddu si è abbassato per provare ad impostare l'azione, dare una mano a Corda, palla allargata per Serraruda, provare ad avanzare. Cercato Darboe di prima, voleva chiudere l'1-2, Schirru era al di là della linea difensiva, palla che comunque non è arrivata. Pandori di prima per Corda, visto che stava arrivando Cabizza, poi il lancio per Darboe, con il petto la mette giù molto bene Darboe, si allarga sul mancino, ancora Darboe, insiste, serie di finte, ha raddoppiato, palla fuori per Pandori, controllo e tiro col mancino, murato, si resta lì con Serraruda che può provare ad avanzare, arriva il cross, deviazione, non può intervenire Mereu. Calcio d'angolo per il Pirri. Cross forte sul secondo palo, arriva il colpo di testa di Pandori, forse anche ad anticipare Licciardo che era meglio posizionato. Palla alta. Rinvio di Mereu. Prova ad insistere Licciardo, l'ha recuperata Vinci, però c'è la pressione forte del Pirri che può sfruttare la superiorità numerica anche per recuperare in fretta questo pallone con le riaggressioni. Palla intercettata da Meloni, non riesce ad andare in verticale, ancora Meloni a lottare e a recuperare il pallone, la alza per Darboe che ha spazio e può provare a puntare l'area di rigore. Darboe davanti a Deiana, si accentra sul mancino Darboe, palla
poteva essere anche interessante per Marico Porcedu, che però era avanti rispetto alla traiettoria del pallone, non ha potuto intervenire. Minuto e mezzo alla fine del primo tempo, ma immaginiamo ci sarà anche il recupero. Sta sfida, la sesta di ritorno, cerimonia di prima categoria, duello aereo questo tra Marci e Meloni, rimpallo che favorisce il Pirri, ma l'ha recuperata Marci, pressione di Licciardo, riesce a recuperarlo Licciardo, poi alla fine Vinci, ancora il Perdas de Vogu, pallone alzato con Pandori che non riesce a controllarla. Emanuele Carta viene a dare una mano corda, Pandori, Porcedu per Serraruda e non forza l'avanzata. Un minuto di recupero concesso, si giocherà fino al 46esimo. Pirri che non ha fretta, anche se potrebbe insistere in questo finale di frazione per cercare il raddoppio. Attenzione a Schirru, zona tiro per lui centrale, blocca Mereu. Poi palla lunga alla ricerca di Cabizzo, un po' troppo isolato lì davanti. Verso la punta centrale di riferimento per Das De Vogu con il rosso diretto per Flavio Lai. Si è dovuto accentrare Cabizza che invece partiva un po' più largo sulla destra. Le scelte iniziali di mister Alfredo Pappalardo. Sta rischiando di restare isolato, qui grande anticipo di Cannas, può provare ad avanzare sulla destra, cerca l'1-2 con Vinci, palla di ritorno di Vinci per Cannas troppo lunga, rimessa laterale Pirri in una zona in cui però il Perdas de Vogu può portare pressione. Serraruda appoggia la corda, dietro per Lai, Grosso, Meloni. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione a Perdas de Vogu 0, Pirri 1, la rete dopo 19 minuti di Marico Porcedu a decidere il match. Squadre che tornano negli spogliatoi, ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta per il secondo tempo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta da Perdas de Fogu. Perdas de Fogu Pirri, 19ª giornata del campionato di prima categoria che sta per prendere inizio. La ripresa ha fatto una falsa partenza. Adesso si parte sul serio. Perdas de Fogu Pirri sullo 0-1. Ci dà la rete di Marco Porceddu, poi è arrivata anche l'espulsione di Flavio Lai per quanto riguarda il Perdas de Fogu, quindi sotto di un uomo, sotto anche nel punteggio. Non ci sono stati cambi per questo inizio di secondo tempo. Allora riparte con Grosso tra i pali il Pirri, Murgia e Serraruda, i due esterni di difesa. Al centro giocano Meloni e Alessio Lai, con il centrocampo composto da Corda, Pandoni in questo momento sul pallone, Licciardo che la riconquista per il Pirri, le davanti Schirru, Darboe e Marco Porceddu svariano molto, tutti e tre, con Licciardo che si allarga anche sulla destra per dar manforte al Pirri. D'altra parte invece il Perdas de Fogu che va con Mereu, Boi, Deiana, Cannas, Vinci, Cabizza, Monni, Marci, Carta e Fabio Lai. Espulso, come detto, Flavio Mauro Lai. Essere più precisi, Mereu tra i pali, Cannas, Deiana, Monni e Fabio Lai in difesa, Vinci, Carta e Boi a metà campo, Cabizza e Marci adesso lì davanti dopo l'espulsione di Lai. La ricerca proprio di Marci, colpo di testa di Murgia, poi la alza Licciardo, Schirru, buono lo stop, buona l'apertura per la corsa di Murgia. Guadagna chilometri, si accentra Murgia, finisce per scontrarsi con Monni, poi palla allontanata con Grosso che rischia, con questa uscita al limite della propria area di rigore, sembrava volerla aspettare all'interno per controllarla con le mani, poi ha capito che forse avrebbe rischiato troppo, è andato con i piedi. Pirri è riuscito a risolvere una situazione complicata, prova a puntare Marci, si passa dai piedi di Boi, Cabizza non la tiene, Licciardo, attenzione a Schirru che stava partendo bene, non perfettamente allineata la linea difensiva del Perdas de Fogu, rischiava di mettere in gioco Schirru, palla che fortunatamente per i padroni di casa non è arrivata al numero 11, c'è Darboe che si allarga, l'intervento difensivo da parte di Molli fa rimbalzare il pallone sui piedi, sulle gambe di Darboe, guadagna il rinvio dal fondo. Alla lunga con Meloni tra due, capisce però lui di testa. Si riparte dal rinvio lungo di Mereu, che scorre però in out, messa laterale per il Pirri.
Nicolai Meloni. All'alzata da corda, evidentemente non soddisfatto però della sua giocata, poi riesce a rimediare con un colpo di testa. Meloni a mettere un po' di ordine, larga il gioco per Serraruda che può guadagnare chilometri sulla sinistra, chilometri macinati tanti quest'oggi. Poi c'è il fuorigioco di Schirro, stavolta partiva oltre, l'ha gestita bene la difensiva del Perdas de Vogue, punizione indiretta per i padroni di casa. Di testa in chiusura di Serraruda. Andrà Cannas con le mani, arriva il cross direttamente sul fondo, sarà un rinvio allora per Antonio Grosso. Giro palla del Pirri con la palla che arriva direttamente a Licciardo in verticale da Marico Porcento. Di prima l'apertura provata per Darbo, l'ha letta bene però la difesa del Perdas de Vogue. Poi si appoggia al suo capitano Monni, sbaglia il tocco in verticale Monni. Pandori, pescato Darbo, posizione regolare di Buba Darbo che segna un gol bellissimo, 2-0 a inizio ripresa con il sinistro a giro di Buba Darbo. Dopo l'assist anche il gol per il numero 9 del Pirri, segnato davvero una bellissima rete, raddoppia il vantaggio a Perdas de Vogue, importante per mettere sui binari giusti questa partita. Qualche problema per la ripresa del gioco. Adesso arriva nuovamente il fischio da parte dell'arbitro. Perdas de Vogue sotto di 2 gol in inferiorità numerica contro la prima in classifica, che con questi 2 gol sale a quota 58, gol segnati in campionato, il miglior attacco fino alla scorsa giornata. Poi sono arrivati 7 gol di ieri della Baunese, hanno un po' cambiato le cose, quel che conta alla fine sono i punti in classifica. Con questa vittoria il Pirri tornerebbe a più 5 sulla Baunese. Pirri che ha vinto le ultime 3 partite segnando sempre 4 gol. Il lancio di Grosso che la chiama, buona l'uscita, buona la presa del portiere del Pirri. Pirri che anche la terza miglior difesa. Corda, Porcedo, l'apertura di prima per Darbo, riceve sulla destra, palla per Licciardo, può mettere la palla dentro a rimorchio con Schirro che va ad un passo dal 3-0. Bella azione del Pirri con l'ottimo taglio di Schirru, che non è riuscito però a trovare la porta. Arriva un cambio, il primo della partita, effettua il Perdas de Vogue che fa entrare Claudio Maniscalco con la numero 22. Lascia il posto Fabio Lai. Il terzino sinistro dentro un attaccante come Maniscalco, che infatti va a prendere posto centro dell'area. Poi duro intervento su Darbo,
rimane a terra. Chiesto l'intervento della panchina per soccorrere Darbo. Bisogno evidentemente del ghiaccio dopo questo intervento. Disposizione del Perdas de Fogo che ha effettuato il primo cambio. Manuel Lai, Alessio Vittorio Lai, Alessandro Murreli, Federico Carta, Michele Melis, Giorgio Mameli, Stefano Mameli e Yuri Zedda. Tratto Claudio Maniscalco al posto di Fabio Lai, mentre per il Pirri in panchina c'è il secondo portiere Massimiliano Sanna, Gabriele Zanda, Cristian Scano, Gianluca Banchero, Gabriel Pinna, Antonio Ferraro, Omar Loi, Alessio Pampagnini e Giuseppe Murru. Piove, vedete anche dalle immagini, anzi grandine qui a Perdas de Fogo, cosa che non rende sicuramente semplice, mentre qui Darbo viene portato via addirittura in braccio. Brutte notizie per il Pirri che perde Darbo. C'è il cambio allora obbligato per il Pirri con l'ingresso di Omar Lai al posto di Bouba Darbo, che aveva trovato un gol bellissimo per raddoppiare. Entra sotto la grandine il numero 19. Arriva l'occhio per il cambio, Darbo in panchina dopo questo contatto. Può ripartire, fanno sentire i tifosi del Perdas de Fogo, mentre la grandine si abbatte sul campo, sui giocatori. Speriamo non comprometta il proseguimento della gara, mentre cerca la battuta direttamente in porta. Questa punizione dalla distanza, Federico Corda. Il rinvio lungo di Mereus, in lotta a metà campo con il Pirri che avanza con Murgia sulla destra. Va a partire il cross rimpallato, Boi di prima vuole andare in avanti dove però non c'è nessuno, tutta dietro la linea della palla il Perdas de Fogo. Solo adesso Maniscalco prova a prendere posizione e dare un riferimento offensivo. Rimessa laterale tutta lunga. Murgia, l'ha recuperata il Pirri, Licciardò prova ad avanzare, se la allunga Licciardò ma tiene il possesso, poi con la punta prova a servire in profondità Porceddu. Adesso il Perdas de Fogo che si fa vedere con Boi, l'apertura dalle parti di Carta, l'ha recuperata ancora il Pirri che allarga per Corda. Continua a scendere tantissima grandine. Il campo del comunale sul Pruineddu inizia a diventare bianco. Sicuramente non le condizioni ideali per giocare. Per il momento però regge bene il terreno di gioco. Cabizza sulla sinistra, palla in verticale che non passa, il retropassaggio per Mereus, sbaglia il tocco, arriva Schirru e si accontenta del calcio d'angolo, il quinto della partita per il Pirri.
può tornare a farsi vedere lì in avanti. Andrà il solito Federico Corda dalla bandierina. Palla in mezzo, c'è il tocco di Pandori, cala il Trissil Pirri sugli sviluppi di questo calcio d'angolo. L'ultimo tocco, quello decisivo, è di Matteo Pandori, attentissimo in area piccola, fare 3-0 dopo neanche un quarto d'ora nella ripresa. Allora, adesso complicatissima per il Perdas de Vogu, che incassa per la quarta partita consecutiva 3 gol. Pirri invece nelle ultime 3 ne ha segnato 4, vediamo se riesce a mantenere questo standard. Il velo, la finta di Marico Porceddu, ma non c'è nessuno a seguire l'azione sul lato opposto. Ha perso 3-0 con l'Atletico Lozzorai, il Perdas de Vogu in trasferta la settimana scorsa. Precedenti partite 2-3 con la Zora Monserrato, che si è imposta qui di misura. Altra trasferta invece persa 3-0 la SAI, 3-0 anche oggi. Altro cambio per il Perdas de Vogu, che ha pronto l'ingresso di Federico Carta. Si stava avvicinando Andrea Boi, ma non è lui il giocatore che deve uscire. Ma il numero 3, Amedeo Deiana, e lascia il posto al numero 13, Federico Carta. Alla giocata sull'esterno, invece Maniscalco lotta, poi Emanuele Carta. Ha recuperata il Pirri, apre il gioco sulla destra dove c'è Licciardo, la sovrapposizione di Murgia. Licciardo viene al centro, trovato Marlou che tocca forse il suo primo pallone della partita, comunque uno dei primi, è entrato a freddo dopo l'infortunio di Bouba Darboe. Ha segnato il 2-0, qui parte il cross dove non c'è nessuno, palla che si spegne sul fondo, rinvio per Salvatore Mereu. Grandine ha costretto gli ultra del Perdas de Vogu a spostarsi nei parcheggi sopraelevati dietro la porta alla sinistra di nostra postazione. Adesso abbiamo praticamente la curva a fianco alla nostra telecamera, quindi sentirete ancora più forti i cori dei tifosi Perdas de Vogu, che non hanno fatto mancare il loro supporto nel corso di questa gara la propria squadra. Allentato la grandine, piove e basta Perdas de Vogu. Temperature veramente non elevate, però il campo regge davvero bene. Bella questa palla per la corsa di Serraruda, leggermente lunga. Rinvio per Salvatore Mereu, altro rinvio dal fondo. Prova a tenerla lì Maniscalco, palla però termina fuori. Andare alla rimessa lunga Cannas. Maniscalco
torna da Cannas, attenzione alla pressione di Schirru, l'ha recuperata il numero 11 che cerca Porceddu, scambio con Schirru, palla troppo lunga, ancora rinvio dal fondo per Salvatore Mereu. Va bene, Maghi! Dai Lello, arrivando! Cabizza con l'uscita di Fabio Lai per l'ingresso di Maniscalco è passato a fare il centravanti, il terzino. Qui si scivola sulla grandine, palla che però scorre, retropassaggio per Mereu, se la allunga sul controllo, c'è lui, Porceddu fuori gioco nettissimo, non era solo al di là del penultimo difensore, ma anche al di là dell'ultimo difensore. Poi a portavoce aveva comunque sbagliato il capitano del Pirri, graziando in questo caso Salvatore Mereu. Questa uscita al rinvio lungo, il portiere del Perdas de Vogo alla ricerca di Marci. Ricciardo sbaglia il tocco per corda, l'ha recuperata Maniscalco, Vinci apre il gioco sulla destra per Cannas, il pallone che si spegne però sul fondo. Con deviazione sarà allora calcio d'angolo per il Perdas de Vogo, terzo della partita. Parte il cross, palla altissima, allontana Alessio Lai, poi la rialza anche Porceddu, non forza la ripartenza il Pirri, lotta Emanuele Carta su questo pallone, con il tacco poi prova a cercare un compagno, risultato che la palla termina in rimessa laterale, arbitro che ferma il gioco. Messa laterale lunga di Murgia, colpo di testa di Boi, Murgia prova a proteggere la rimessa laterale, ci riesce, stavolta la gioca corta all'indietro per Meloni. Lai, unico Lai in campo adesso, perché era partito con due Lai per Das De Vogu, tra l'altro in panchina anche un omonimo di Alessio Lai. Per il momento però resta fuori, qui sbaglia il tocco Mereu, un Cabizza che non riesce a tenere in gioco il pallone. Questa laterale battuta con l'arbitro che però dice faccio riprendere io il gioco, continua a spiegarsi, arriva adesso l'ok, la battuta Murgia, dietro da Meloni, Lai, larga il gioco per Serraruda, Corda viene incontro, poi di prima col sinistro, sbaglia tutto, palla che termina oltre la recinzione. Messa laterale alla ricerca di Maniscalco, c'è in realtà il tocco di Boi, palla per Grosso, pressione forte di Boi, Grosso freddissimo a servire, poi Lai, lancio per Loi, il tocco in profondità per Porceddu, è tutto buono, è 4-0 Pirri. Cala il poker, segna la doppietta Manrico Porceddu, quest'ultimo tocco in verticale e per la quarta partita consecutiva il Pirri segna 4 gol.
Si tratta del 15° gol in campionato per Marco Porceddu. Freddissimo davanti al portiere, tocco in verticale. C'è tanto spazio adesso ovviamente tra le maglie del Perdas de Vogu. Poi l'espulsione, poi la stanchezza. Ovviamente anche il punteggio non aiuta a fare quella corsa in più. Corda sulla pressione del Perdas de Vogu, riesce ad allargare per Murgia. Ancora fame di gol il Pirri, potrebbe fare a questo punto anche qualche altro cambio. Diversi giovani in panchina potrebbero trovare spazio da parte di mister Polo Busanca. Meloni la gioca per Lai, non forza adesso la manovra il Pirri, ma nessuna fretta, ha messo in ghiaccio la partita, salita a quota 60 gol segnati in campionato, 60 gol in 19 partite, secondo miglior attacco. Pirri ha perso solamente 2 partite nel corso del campionato, l'ultima sconfitta 27 novembre in casa contro la Frassinetti Elmas Villassor. 1-0 il punteggio, dove lì il Pirri non riuscì a segnare, anche grazie alle parate di Andrea Mainas. Mentre oggi, a proposito di portieri, adesso si fa male Mereu al momento del rinvio. Problema in più per il Perdas de Vogu, rischia di perdere anche il proprio portiere. Arriva il ghiaccio, mentre torna a scendere la pioggia che non ha mai smesso, ma adesso sembra aumentare nuovamente l'intensità. Sa che chiamano il cambio. Probabilmente è solo la sostituzione per riprendere il gioco. Il secondo portiere che però si deve svestire e vestire con ogni probabilità. Aspettava sicuramente di dover giocare. Il freddo probabilmente ha causato, tra le altre cose, l'infortunio di Salvatore Mereu, costretto a lasciare il campo. Senza portiere ovviamente non si può riprendere. Ecco la maglia numero 12, con l'ovazione del pubblico dei Perdas de Vogu. Entra Manuel Lai. Il terzo cambio per il Perdas de Vogu dopo gli ingressi di Federico Carta e Claudio Maniscalco. Cambio del portiere forzato con l'ingresso di Manuel Lai. Ingresso a freddo, così come è stato quello di Omar Loi. Per quanto riguarda il Pirri, si dovrebbe riprendere, anzi si è già ripreso con il possesso per il Pirri. Parla riscodellata, visto che l'arbitro ha fermato il gioco dopo un rinvio di Mereu. Un rinvio evidentemente ha sentito tirare qualcosa. Non è bastato il ghiaccio, dato forfait, estremo difensore del Perdas de Vogu. Qui con l'esterno Licciardo prova a servire sulla corsa a Schirru. Tocca e blocca il suo primo pallone Manuel Lai. Evidentemente Beniamino di Perdas de Vogu.
palla, cercando ancora Manuel Lai. Monni, tocco in verticale, intercettato da Pandori, autore del gol del momentaneo 3-0. Lai, larga per Serraruda, si torna da Lai. Stiamo avvicinando alla mezz'ora questo secondo tempo, dominato dal Pirri, ha avuto anche il favore dell'uomo in più. Palla lunga per la corsa di Loi, sarebbe ritrovato solo davanti a Lai. C'è stata la chiusura difensiva del Perdas de Vogo, che adesso prova a proporsi con Cannas sulla destra. Tocco in verticale per Federico Carta, palla che però non arriva dalle parti del numero 13, la troppo lunga. Il rinvio per Antonio Grosso. Meloni, Murgia, nuovamente Meloni. Apertura sul lato opposto per Serraruda, può guadagnare campo, si appoggia alle parti di Schirru, si torna da Lai, sembra quasi non voler forzare la mano adesso il Pirri. Alessio Lai che allarga per Licciardo sulla destra, controllo, tocco in verticale per Pandori e poi in profondità per Schirru, palla troppo lunga. Lai blocca. Forse è pronto qualche altro cambio nel Pirri, finora ha fatto entrare solo un Marloi, cambio obbligato, quello del numero 19 che ha preso il posto dell'infortunato Darbo. Poi larga il gioco dalle parti di Carta, poi il tocco in verticale per l'inserimento di Maniscalco. Eccolo qui il cambio del Pirri. Cambia il portiere anche il Pirri. L'ingresso di Massimiliano Sanna. Non si vede tutti i giorni un cambio portiere di entrambe le squadre. Capire se un infortunio di Grosso, quel momento in cui effettivamente si è fermato tutto, o semplicemente per dare spazio anche alla classe 2003, una situazione di punteggio abbastanza agevole per il Pirri. Fa così il suo secondo cambio. Duello a centrocampo. Alla fine Licciardo prova ad andarsene alla pressione di Boi. La imprendibile questa per Schirru. Eccolo qui, un altro cambio. Dicevamo dell'omonimo di Alessio Lai del Pirri, Alessio Vittorio Lai. Pronto ad entrare per il Perdas de Vogu, pronto ad entrare anche col numero 18 Michele Melis. Doppio cambio dunque per il Perdas de Vogu. Esce Andrea Boi al posto di Alessio Vittorio Lai, mentre esce il numero 8, il capitano Roberto Monni, per l'ingresso il numero 18 Michele Melis. Quindi con poco meno di un quarto d'ora da giocare, poco più di 10 al 90°,
Finito i cambi il Perdas de Fogu, ma non si riprende a giocare perché c'è un altro cambio per il Pirri. Entrerà con il numero 15 Gianluca Banchero. Fuori Alessio Lai. Ci toglie così il problema dell'omonimia con l'ingresso di Alessio Vittorio Lai. Questo è il terzo cambio per il Pirri. Poi gli ingressi di Sanna tra i pali, prima ancora di Loi al posto di Darbo. Ancora 2 a disposizione per mister Paolo Busanca, Zanda, Scano, Pinna, Ferraro, Pampaglini e Murru. Le possibili opzioni, ancora 2. Probabilmente mister Busanca farà. Anche per far fare esperienza magari a qualche ragazzo più giovane. Cross rimpallato che arriva in area di rigore. Cambiato ovviamente lo schieramento del Perdas de Fogu con questi cambi. Licciardo, c'è la chiusura di Cannas che adesso da terzino fa il centrale. La chiusura di Murgia, palla buona per Schirru, fuori gioco. Si era comunque allungato il pallone Schirru. Pronto ad entrare proprio un 2005 Alessio Pampaglini con la 20. Gli lascia il posto il capitano Manrico Porceddu. Quarto cambio per il Pirri. Gioco che riparte, una decina di minuti da giocare, più eventuale recupero che non è detto che l'arbitro vada a concedere visto il punteggio. Schirru, Loi in area di rigore, contatto, calcio di rigore. Il fallo commesso su Loi. La possibilità per Licciardo di allungare. Licciardo contro Manuel Lai. Antonello Licciardo fa 5-0, implacabile dal dischetto. Diventano 5 gol del calcio Pirri a Perdas de Fogu. Partita che ha veramente poco altro da dire, giusto lasciar scorrere gli ultimi minuti per Licciardo. È l'8º gol in campionato per il Pirri. Sono 61 invece i gol segnati, solo uno in meno rispetto alla Bonese seconda, che ieri ne ha segnati 7 contro il Castor 1977. Va via Murgia, il tocco in verticale per Pampaglini che però era in fuorigioco. Bravo Murgino! Vediamo se è pronto il quinto cambio del Pirri.